Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento è oggi l'ingegnere Santino Lopresti, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti della Regione Sicilia. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito e parliamo un po' di calcio, ma non solo di calcio, parleremo anche un po' di scuola, anche un po' delle competenze che sono diciamo in essere alla figura professionale dell'ingegnere Lopresti. Ingegnere, grazie per aver accettato il nostro invito in una giornata così calda, però diciamo, i suoi tanti impegni diciamo, hanno consentito solamente oggi di essere presente a questa nostra breve chiacchierata. Ecco, il 29 novembre lei del 2016 è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ricordiamo che è una riconferma in quanto nel 2012, sempre nel dicembre del 2012, lei fu eletto diciamo, al vertice della Lega Sicola per la prima volta. Ecco, in questi anni cos'è cambiato dalla prima volta che lei fu eletto alla seconda volta? Sono passati 4 anni, c'è stata diciamo, un'evoluzione un po' dell'insieme di ciò che può rappresentare la Lega Calcio? C'è stata, per alcuni versi c'è stata un'evoluzione in negativo perché riguardano le strutture e le risorse, per altre c'è stata diciamo, un'evoluzione in positivo che riguarda la violenza, che seppur siamo sempre a livelli alti, però come dire, c'è un trend che si inverte e quindi di anno in anno speriamo noi di arrivare a non avere questa violenza che c'è negli stadi, perché noi dobbiamo sempre comprendere che la domenica noi vogliamo offrire uno spettacolo alle persone e siamo in campo per offrire uno spettacolo e che è un gioco e quindi lo dobbiamo sapere tutti questo, perché altrimenti se noi diamo un senso diverso, non diamo il senso del gioco a una partita di calcio, ecco allora che talvolta un risultato negativo anziché positivo come magari lo si aspetta può determinare ecco, in noi delle tensioni che possono anche degenerare. Questo non mi pare giusto, non mi pare giusto per gli stessi atleti, non mi pare giusto per gli stessi dirigenti che sono degli appassionati e che quindi mettono risorse, perché è chiaro che questo non è il calcio del business, non è il calcio dei 300 milioni a calciatore, assolutamente no, questo è il calcio in cui il presidente, solitamente un gruppo di dirigenti, si sacrifica e mette risorse personali perché ha il piacere la domenica di vedere giocare in campo questi ragazzi, così come il cacciatore ha il piacere di tenere che so, il cane o di allenare altro, così come ognuno di noi ha il piacere di andarsi a vedere un cantante, andarsi a vedere una manifestazione anche culturale all'estero, ovunque, quindi come dire, ha un hobby. Ecco, quelli che siamo appassionati di calcio pensiamo di mettere le risorse perché abbiamo questo piacere. Allora questo piacere può continuare se in quanto come dire, noi diamo il senso del gioco a questo sport. E allora se il senso è il gioco, al di là del risultato e al di là di chi dipende il risultato, perché spesso ecco, il risultato ci si incolpa gli arbitri, ma gli arbitri è uno diciamo, degli elementi, uno dei 23 che scendono in campo, o se volete, diciamo, comprese le panchine e il pubblico, è colui come dire, a cui bisogna affidarsi e siccome è una persona umana l'errore zero non c'è mai, non lo fanno neanche le macchine perché ogni tanto la macchina, seppur programmata per essere precisa, ogni tanto la stessa macchina si inceppa, quindi come dire l'arbitro non potrà mai avere errore zero, ma se lo lasciamo tranquillo, se lo lasciamo arbitrare, se lo lasciamo condurre la partita in maniera serena, lui farà meno errori possibili. Allora noi dobbiamo avere ragazzi che la domenica facciano meno errori possibili e anche se li fanno e determina un risultato negativo, questo deve stare all'interno delle regole, così come quando noi abbiamo perso i mondiali perché il nostro calciatore migliore ha sbagliato il rigore tirandolo e quindi non è che è successo niente, ecco può succedere che un arbitro sbaglia, può fare un errore anche clamoroso, ebbene però questo deve appartenere a questo diciamo, sistema calcistico e quindi la domenica andiamo a giocare, divertiamoci e facciamo in modo che questa maledetta violenza ecco, non può appartenere allo sport, perché dove c'è sport non ci può essere violenza. Lo sport e la violenza sono in contrapposizione tra loro. In questi anni è diminuita questa violenza? Io posso dire sì, noi abbiamo un trend, seppur come dire, noi abbiamo avuto l'anno scorso ad esempio, gli dico gli ultimi 2 anni che sono freschi, certo, 90 casi di violenza, di aggressione anche agli arbitri, quest'anno col 2016-2017 siamo a 70 casi, 20 casi su 90, siamo intorno diciamo
oltre il 20% ecco, di diminuzione. Io però, come dico e come mi piace dire, al di là delle percentuali, al di là dei numeri, anche un solo caso di violenza può essere degenerativo a tal punto da determinare, come dire, fatti gravi che neanche 100 altri casi di violenza potrebbero determinarle. Noi abbiamo visto cosa è successo a Torino, una partita, abbiamo esperienze di quello che succede talvolta, ecco, allora noi dobbiamo arrivare a far sì che proprio la violenza non ci sia, perché violenza zero sarebbe il nostro obiettivo, io me lo auguro, e però ecco, dobbiamo fare in modo tutti che nel momento in cui ci si innervosisce, bene, deve entrare in funzione il fatto che noi siamo persone e quindi siamo dotati di intelligenza, riflettere e pensare che non è possibile un'escalation, perché nel momento in cui io dico una parola, l'altro me ne dice una a me e continuiamo così, è chiaro che se si segue questa escalation, prima o poi qualcuno, come dire, alzerà le mani o farà un'altra cosa. E allora noi dobbiamo avere la capacità, e io questo lo dico ai dirigenti, lo dico ai calciatori, dobbiamo avere la capacità di dire, ehi, fermi un attimo, e quando i calciatori in campo fanno violenza, i dirigenti, bene, si liberano di questi calciatori, perché portano solo danno alla squadra. Il calciatore, che anche piglia piccole risorse, anche se non le piglia, bene, deve andare in campo per giocare, non per fare violenza, non per innescare meccanismi di guerriglia all'interno del campo, non per provocare quindi il pubblico o fare altri tipi di provocazione. Si va in campo per giocare. Certo, talvolta ci sono gli esempi dei professionisti che non ci aiutano, ma questo non vuol dire. Noi siamo dilettanti, noi vogliamo trasmettere alcuni messaggi, quello dello stare insieme, della socializzazione, dell'aiutarci tra di noi, del rispetto delle regole. Bene, se queste cose che diciamo non siamo degli ipocriti e non sono delle cose false, bene, allora applichiamole in pieno e facciamo sì che la domenica questi messaggi passino anche attraverso la gente, ma ci passino attraverso il comportamento coerente degli atleti e dei dirigenti che stanno in campo. Perché spesso vediamo a fine partita, insomma, si inveisce contro l'arbitro, addirittura l'arbitro viene scortato anche dalla polizia per andare via, no? I tifosi spesso l'aspettano fuori come se l'arbitro, insomma, fosse la causa di tutti i mali. Io sono stato calciatore e dirigente, e presidente anche del Grotte. Io questo meccanismo non lo capisco, perché vedi, se questo inveire, se questo dire cambiasse il risultato, potesse cambiare, bene, e allora, come dire, potrebbe avere un senso, ma questo non fa altro che arrecare danno, perché se tu inveisci, l'arbitro dovrà riportarlo, e quindi inveendo e riportandolo sul referto ci sono delle sanzioni. Se tu lo aggredisci, a maggior ragione, non solo vi sono delle sanzioni che riguardano il calciatore, vi sono delle sanzioni che riguardano i dirigenti, vi sono la sanzione che riguarda... quindi vuol dire, noi che mettiamo così, tutti questi dirigenti che mettiamo così, e i soldi sono così pochi, e mettiamo i soldi nostri, perché farceli, come dire, darli per questi motivi? Veramente è uno sciupare, ecco, risorse che non vanno sciupate, sia risorse, come dire, intellettive, sia risorse morali, sia, se volete, rapporti, perché poi si pregiudicano anche i rapporti. Bene, evitiamolo questo. Io penso che c'è una partita, ci va l'agonismo all'interno del momento della partita, finita la partita, al di là del risultato, bene, dobbiamo veramente fare un terzo tempo nel rugby, che addirittura si può pensare è uno sport duro, durissimo. Bene, lì è consuetudine che poi ci si saluta, che poi si consuma qualcosa insieme, cioè il terzo tempo è veramente conclamato. Da noi invece il terzo tempo, tutto questo darsi le mani all'inizio, mi sembra poi un'ipocrisia, perché poi basta un niente per determinare, ma veramente è possibile che non riusciamo a comprendere che tutto questo nervosismo, ma non aiuta nessuno, e non solo, ma questo nervosismo rende questo spettacolo peggiore. E allora, se invece noi tentiamo di rendere, se non siamo nervosi e siamo sereni, non solo l'arbitro arbitrerà meglio e bene, ma anche la partita, lo spettacolo ne avrà. Ecco, voi sanzionate pesantemente la società? Ecco, oggi le sanzioni sono anche pesanti, perché c'è un comunicato cosiddetto, il numero 104 della Federazione Italiana Gioco Calcio, che se superano un numero di giornate, se noi superiamo le 8 giornate per quanto riguarda i calciatori, o dei periodi, 4 mesi per quanto riguarda i dirigenti, da quel momento tutte le partite in casa di quella società sono addebitate alla società, devono pagarsi gli arbitri, quindi, come dire, danno su danno. Ecco, allora io penso veramente,
La domenica andiamo in campo e andiamo a giocare, finiamola con queste piccole provocazioni o piccole scintille, perché poi siccome l'attenzione è tanta, veramente basta una cosa per farla scoccare. Aiutiamoci a rendere questo sport bellissimo, perché questo sport che è bello può superare tante cose, tante volte ha superato Calciopoli, noi sappiamo cosa vuol dire Calciopoli, però una cosa sola lo può distruggere, la violenza. Questo ci potrebbe veramente distruggere questo sport che è il più bello al mondo. Mi riaggancio a un provvedimento che è uscito proprio qualche giorno fa. Ecco, la Lega Nazionale Calcio ha eliminato la tessera del tifoso. Come valuta questa iniziativa? Io l'ho letto, commenti positivi, cioè lei può andare allo stadio, diciamo, anche gli ultimi 5 minuti, comprarsi il biglietto. Ecco, nelle note stampa c'era questa voglia di questa, diciamo, abolizione servirà a fare tornare i bambini allo stadio, le famiglie, insomma c'era questo commento a calcio. Voi sapete quanto è stata osteggiata questa norma, però c'era chi la osteggiava perché voleva evitare il controllo, c'era invece chi la osteggiava perché io che decido la domenica, per quella domenica andarmi a vedere quella partita, se non ho la tessera del tifoso non potevo assistere alla partita. Bene, io penso che lo Stato oggi è nelle condizioni di poter determinare come dire, elementi di serenità allo stadio, perché tutto questo avveniva per avere un monitoraggio diciamo dei tifosi. Non solo, ma oggi noi sappiamo che il tutto è demandato per quanto riguarda all'interno dello stadio alle società, quindi le società abbiano un rapporto con il tifoso, specialmente con quelli un po' delle curve, ecco, abbiano un rapporto di serenità, abbiano un rapporto di educazione sportiva. Noi come Lega Dilettanti avvieremo quest'anno, riprenderemo ad avviare dei corsi per la formazione di dirigenti, perché talvolta i meccanismi anche, come dire, degenerativi si innescano per la non conoscenza del regolamento o per un'interpretazione errata della norma, e quindi io ritengo di essere stato defraudato di un'applicazione sbagliata perché l'arbitro ha applicato una norma sbagliata. Questo, come dire, noi vorremmo eliminarlo, almeno questo elemento, vorremmo fare dei corsi, ma non solo dei corsi che riguardano quindi il regolamento e la conoscenza del regolamento, ma anche dei corsi che riguardano la conoscenza, come dire, della formazione di colui che è dirigente. Io spesso dico, quando le società mi dicono Presidente, sa, noi vorremmo fare una categoria superiore, e io mi dico bene, al di là dei calciatori, al di là della struttura economica, ma il gruppo dirigente è un gruppo dirigente per fare anche il salto di qualità, per andare, come dire, in una categoria superiore. Quindi anche questa educazione dei dirigenti è giusto che ci sia, così come è giusto che venga data anche l'informativa economica, perché spesso piccoli errori, diciamo la confusione tra sponsor e pubblicità, determina da parte dell'Agenzia delle Entrate sanzioni, e io non penso che lì, come dire, si voglia fare evasione, e qualora ci fosse evasione ben vengano le sanzioni, però io penso che talvolta è dovuta anche, tra virgolette, a una conoscenza, a un'ignoranza della norma, e quindi spesso si confonde la pubblicità con la sponsorizzazione, lì allora l'IVA ha un peso diverso, anche l'IRPEG ha un peso diverso, allora talvolta, ecco, che con l'Agenzia delle Entrate si è entrati in contrasto. Si è lavorato molto, si è arrivati a un buon punto, io mi auguro quindi che anche queste conoscenze è giusto che vengano date ai dirigenti delle società. Ecco, come vi strutturate voi all'interno nazionale della Lega? Le vostre competenze sono tante, per le società maggiori arrivate fino alla Serie D, però diciamo sotto ci sono tante altre strutture. La Lega Nazionale Dilettanti, ne parleremo meglio. La Lega Nazionale Dilettanti è demandata, la Lega Nazionale Dilettanti è demandata da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio l'organizzazione dei campionati dilettanti, e quindi sono a livello nazionale è demandato l'organizzazione dell'interregionale, quindi della Serie D, più che l'interregionale diciamo è la Serie D, mentre a livello regionale vengono demandati i campionati di eccellenza, di promozione, di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria e tutti i campionati giovanissimi, quindi i giovanissimi, gli allievi regionali, i giovanissimi regionali, e poi tutta una serie di tornei che riguardano tornei che sono presenti nelle scuole, tornei o altri tornei che vengono fatti tra le scuole calcio, gli esordienti, ecco, così come è demandata alla stessa Lega Nazionale Dilettanti il campionato femminile di Serie A e di Serie B, mentre il campionato femminile a 11 della Serie C è demandato al regionale, e poi è demandato il calcio a 5. Anche lì abbiamo
la 1 e la 2 del calcio a 5 che è organizzata dalla divisione nazionale, mentre la Serie C1, la Serie D e la Serie C2 che sono organizzate dai comitati regionali e dalla delegazione provinciale. Quindi come noi in Sicilia abbiamo oltre 1000 società, quindi un coinvolgimento notevole, diciamo, di società. E in questi giorni, proprio l'8 di agosto, quindi martedì, abbiamo completato l'organico del massimo campionato che è l'eccellenza, con i 2 gironi a 16 squadre, i 4 gironi di promozione 3 da 16 e 1 da 15 e 2 gironi da quest'anno, l'anno scorso era unico, era regionale, da quest'anno i 2 gironi di serie C1 di calcio a 5, avevamo pensato di farne 2 da 12, bene, poiché avevamo delle richieste che delle società di A2 non intendevano più iscriversi in A2, volevano fare la serie C regionale, l'abbiamo allargato fino a 27, quindi come dire, complessivamente abbiamo avuto una conferma dell'organico. Il calcio femminile, voi occupate anche di calcio femminile. Certo. Ecco, com'è il calcio femminile in Italia, Sicilia il calcio in Italia ha un problema, perché noi abbiamo pochissime atlete, abbiamo circa 20.000 tesserate, mentre se noi andiamo in Germania, andiamo in Francia, in America, ecco, il calcio femminile ha una sua struttura, è un calcio di circa, vede 200.000 tesserati, quindi come dire, un calcio importante. Noi qui il Dipartimento del calcio femminile a livello nazionale è stata data la delega dal Presidente Sibilia, è stata data al Vicepresidente dell'Area Sud che è Sandro Morgana, che fu Presidente del Comitato Regionale Sicilia. Sandro Morgana ha apportato alcune modifiche importanti, abbiamo fatto delle giornate durante l'anno per far sì che più ragazze si iscrivano, come dire, al calcio femminile, perché spesso anche da parte dei genitori, ma no, questo è un calcio per maschi, quindi c'è tutta questa questione con le muscolature, sono sempre, come dire, muscolature che appartengono ai maschi, invece non è così, se noi andiamo a vedere, calcio femminile le donne lo possono fare tranquillamente, fermo restando che è un calcio che non può essere paragonato al calcio maschile, ma per fatti, voglio dire, di naturali, non perché non lo si vuole, e però così come i campionati come dire, in altre nazioni sono seguiti e hanno un seguito, beh, noi vorremmo arrivare così in Italia. C'è un impegno notevole della FIFA, della UEFA sul calcio femminile, in Italia Tavecchio molto impegnato, stiamo insistendo a che i club di Serie A possano avere una squadra di calcio femminile, perché se tu leggi Fiorentina, come è stato quest'anno campione d'Italia, anche ha vinto la Coppa, se poi leggi la Juve, se leggi l'Inter, leggi il Milan, bene, attorno a questo c'è un interesse e da lì si può partire. Quindi abbiamo chiesto a questi club di Serie A, come dire, di darci una mano. In Sicilia noi abbiamo, per quanto riguarda il calcio femminile, una buona presenza nel calcio a 5, abbiamo 14 società di calcio a 5 femminile e abbiamo 6 squadre di calcio femminile. Quest'anno abbiamo messo un impegno, stiamo lavorando per avere da 10 a 12 squadre anche nel calcio a 11, quindi io ringrazio i delegati provinciali, ringrazio tante società che sono state sensibilizzate per far sì, come dire, di aumentare sempre la base, ecco, gli atleti. E vorremmo andare nelle scuole perché io penso che se questo messaggio lo transitiamo anche attraverso la scuola, quindi quando si tratta di bambini piccoli, bene, penso che possiamo averne un successo e allora anche questo. Nella nostra provincia ci sono delle presenze. Noi nella nostra provincia stiamo lavorando per avere una squadra di calcio, avevamo prima delle squadre di calcio sia di calcio a 5 che di calcio a 11. Bene, stiamo lavorando perché questo avvenga. Io quest'anno mi auguro che ritorni ad esserci una squadra di calcio a 11 e confermare quelle che ci sono, diciamo, di calcio a 5. Quindi io spero che possa partire. Qui c'è un lavoro che Stefano Valenti con il responsabile, il delegato, diciamo, provinciale del calcio a 5 stanno facendo. Bene, io sono molto fiducioso, penso che Agrigento darà un contributo al calcio femminile regionale della Sicilia. Quindi mi pare di avere capito che la volontà della Lega è quello di spingere le più grosse società a investire anche nel calcio femminile, certo, quindi l'Inter, Milan, attrattiva, cioè avere anche una rappresentanza femminile, perché così diventa attrazione anche, diciamo, per le altre e quindi si crea, diciamo, questo movimento, perché una volta che tu hai Juve, Inter, Milan, certo, Fiorentina, Torino, Napoli, Roma, Lazio, c'è una appeal e quindi questo, certo, diciamo, ognuno
incominci. Allora se tu aumenti il numero delle atlete, poi non tutte potranno giocare nella Serie A, non tutte potranno giocare in Serie B, ma a scendere va anche questa cosa qui. Invece vi occupate anche di giovani, no? Sì, settore giovanile. Settore giovanile, juniores, ecco, lì c'è una scala di età, mi pare. Sì, noi abbiamo... come funziona? Noi abbiamo che per quanto riguarda i juniores, le società di eccellenza e di promozione hanno l'obbligo, io devo dire, di fare le squadre juniores. Poi ci possono essere anche delle società che vogliono avere delle squadre juniores. Avere delle squadre juniores è importante perché tu puoi avere, come dire, siccome hai l'obbligo di avere 2 juniores in ogni squadra che giocano sempre presenti, e quindi avendone 2 hai almeno la necessità di averne nella rosa 6, questo è estremamente importante. Ecco allora che se tu hai, come dire, un vivaio tuo, questo ti aiuta. Quest'anno io devo dire una cosa, la voglio puntualizzare perché questo un po' è sembrato, quest'anno noi come Sicilia siamo stati come dire, una regione sotto l'aspetto sportivo, una regione che ha ottenuto il massimo. Noi abbiamo avuto, tu sai che per ogni girone di eccellenza c'è una promossa che va nel campionato di Serie D. Noi non solo abbiamo avuto le prime, ma poi le seconde, c'è quindi un torneo di cosiddetto di playoff e chi vince i playoff poi si scontra con altre a livello nazionale. Bene, noi abbiamo la vincente della seconda nazionale, abbiamo la finalista di Coppa Italia, che anche questa, poiché quella che ha vinto la Coppa Italia era già promossa, è stata promossa, quindi abbiamo avuto 4 promozioni, non solo 2, ma ne abbiamo avuto 4. La Ciriale ha fatto domanda di ripescaggio, è stata ripescata e sono 5, una mancava d'organico 6, quindi noi normalmente avremmo dovuto avere 6 ripescaggi dalla promozione in eccellenza, ma poiché, come dire, non solo noi abbiamo avuto queste promozioni, non abbiamo avuto fortunatamente nessuna retrocessione dall'interregionale, quindi dalla Serie D all'eccellenza, quindi come dire, si sono coincise 2 elementi estremamente importanti. Tieni conto che 3 società non si sono iscritte, che sarebbe il Caprileone, Rocca di Caprileone, il Taormina non si è iscritta, e il Milazzo non si sono iscritte, bene, quindi noi l'organico era mancante di 3 in definitiva. 2 società invece, una agrigentina, il Raffanale, che era stata promossa l'anno scorso dalla promozione in eccellenza, ha ritenuto di non iscriversi, i motivi possono essere vari, non lo so quali sono, non li abbiamo saputo. Ho letto una dichiarazione del Presidente che insomma costava troppo, e quindi non riusciva più a soddisfare queste cose. Il Villabate, che anche questa era stata promossa, ha deciso, ci ha chiesto di fare il campionato di promozione. Quindi complessivamente, che può sembrare un numero spropositato, perché se noi avessimo dovuto fare 11 ripescaggi nella normalità, è chiaro che ci sarebbe un problema. Questo problema per noi non c'è, perché i ripescaggi non sono dovuti a società che sono morte, ma i ripescaggi sono dovuti al fatto che molte società sono andate su e nessuna di quelle che si trovava su fortunatamente è scesa giù. Quindi in questo gioco, diciamo, di promozione e di non retrocessioni, noi ci siamo trovati a coprire l'organico, ma l'organico è stato coperto e non solo, ma in promozione, che come dire sarebbe scontato pensare che poiché noi abbiamo ripescato 11 società in eccellenza, 11 dovevano essere almeno 11 ripescate in promozione, questo non è avvenuto perché in promozione ne abbiamo ripescate 9. Questo per dire che il meccanismo dei ripescaggi, quindi delle promozioni e delle retrocessioni, funziona, fermo restando che noi dobbiamo rivedere il format complessivo, io lo voglio capire, perché se ci fosse da rivedere questi meccanismi, perché come dire, questa crisi del calcio che coinvolge il settore dilettantistico potrebbe anche portare ad una riduzione dell'organico complessivo e capire se in alcune categorie, se nella promozione anziché 4 gironi ne dobbiamo fare 3, se in prima categoria anziché 8 gironi ne dobbiamo fare 7 e così via, ecco, va rivisto. Quindi le dicevo, quindi c'è la necessità di avere il settore giovanile scolastico, finalmente da quest'anno abbiamo ridotto l'A 65 e quindi non ci sono più riduzioni a iniziare dall'anno prossimo degli allievi regionali e i giovanissimi regionali. Chiaramente i 65 sono oltre quelli che sono però la partecipazione obbligatoria e che non fanno classifica
delle società professionistiche, perché se il Palermo vuole partecipare agli allievi regionali, perché non facendo quello nazionale vuole fare quelli regionali, ne ha titolo a poterli fare, e però non fa classifica essendo una squadra professionista. Quindi questi, noi 65 sono quelli normali, quelli che all'interno della regione chiedono di partecipare. Quelli invece, gli allievi e i giovanissimi delle squadre professionistiche sono in soprannumero, e quindi quest'anno avremo un campionato di 72 per quanto riguarda gli allievi regionali e 70 per quanto riguarda le giovanissimi regionali, quindi avremo 5 gironi, diciamo, in tutti e due i campionati. Le grosse società, diciamo, pescano molto dal settore giovanile, no? Certo, vabbè, il settore giovanile è la linfa da cui trae spunto poi tutto il calcio, perché tutto nasce dal settore giovanile. Chi ha un buon settore giovanile, come dire, è metà dell'opera, ha già risolto molti problemi, perché, come le dicevo, questi ragazzi juniores che poi sono ricercati e che poi talvolta, come dire, diventano, come dire, si ammalano già prima di essere grandi, di non essere più juniores, chi ha un buon settore giovanile, ecco, può fare anche delle economie e dei risparmi importanti. Ecco, abbiamo visto, per esempio, quando è successo all'Agragas, giusto per parlare della nostra città, che è stata premiata perché l'anno scorso ha impiegato, anche 2 anni fa, tanti giovanissimi. Nel settore giovanile, forte premialità. Nel settore professionistico, più usi i giovani, più ti premiano. Quindi, come dire, e questo è importante perché l'Agragas proprio ha preso una grossa premialità dovuta al fatto di aver utilizzato l'anno scorso molti giovani. Un Agragas che ci ha fatto soffrire quest'anno, Presidente. Lei come l'ha seguita? Sì, un Agragas che ci ha fatto soffrire, lei, però alla fine... Per motivi societari, insomma, per tanti motivi, anche scarsezza di pubblico, pochi tifosi, tutti, diciamo, connotati che sono presenti anche in altre squadre, in altre serie minori. C'è questa carenza anche di tifoseria. Vabbè, a un certo punto insomma, anche di la dirigenza ha dovuto fare delle scelte, e quindi, come dire, dovendo fare delle scelte si è abbassato anche il livello, perché l'Agragas andava bene, aveva un buon pubblico. Il pubblico poi gli piace, come dire, quando gode di uno spettacolo, quando invece la domenica è solo una sofferenza e non c'è spettacolo, come dire, il pubblico poi incomincia a disertare. Io penso che i dirigenti hanno fatto dei sacrifici e stanno continuando a fare dei sacrifici. Ci sarebbero diverse persone di questa provincia che potrebbero aiutare la città, potrebbero aiutare l'Agragas, potrebbero aiutare questa società. Io non penso che Alessi, Gialevini chiedano molto, chiedono però, come dire, un impegno, sia un impegno in termini personale, ma anche un impegno economico. Io penso che se noi, come dire, diffondessimo, ecco, o distribuissimo questo impegno a più persone, e io dico che ci sono delle realtà economiche di questa provincia per poter sostenere, perché vede, attraverso il calcio tu mandi messaggi estremamente importanti. Io ricordo che una volta in Licata, quando io gli dissi Agrigento, un ragazzo mi disse Agrigento, dico ma come c'è Licata in Serie B? Mi disse è Licata, c'è, per dire, ma questo lo vediamo noi quando in Serie A o in Serie B c'è una squadra di calcio che va bene, quel nome, ecco, quella realtà salta e viene all'evidenza, e quindi, come dire, è un buon veicolo pubblicitario attraverso cui si può sicuramente mandare un messaggio turistico, perché questa è una città che può vivere di turismo e che ha molti come dire, capacità proprie per poter risollevare le sorti di questa provincia. Ebbene, io penso che sicuramente l'Agragas è uno strumento utile ad avere questo, come dire, a lanciare questo messaggio. Anche quest'anno stiamo vedendo che la nuova squadra che sta venendo fuori è fatta tutta da giovanissimi, addirittura ci sono tanti giovanissimi di squadre che vengono anche dalla Serie A. Ma io penso che se il problema non è avere solo campioni, perché noi abbiamo visto che ci sono squadre in Serie A che spendono tantissimo e però poi non riescono manco a qualificarsi per le coppe, e quindi, come dire, mentre ci sono squadre che spendono ma molto come dire, contenute, le spese sono molto contenute, e che invece
vanno avanti e che si salvano agevolmente, perché quando tu poi non partecipi alle coppe, tra una squadra che si salva normalmente e un'altra squadra che come dire, spende tantissimi soldi e non riesce però ad andare poi in Europa, la differenza non esiste. Quindi fa bene, io penso che talvolta sia importante l'equilibrio, ci vuole un equilibrio societario, ci vuole un equilibrio in campo. Se un allenatore riesce a dare quella serenità e quell'equilibrio in campo e la dirigenza riesce a dare all'allenatore e alla squadra quell'equilibrio necessario societario, le due cose messe insieme, come dire, portano a un successo. Le due cose negative, quindi quando non c'è equilibrio all'interno del campo e quando non c'è equilibrio nella società, che era come l'ultima fase che stava avvenendo per l'Agragas, bene, poi fanno soffrire, creano diciamo, dei problemi e fanno soffrire un po' tutti, perché vedere perdere che so, l'Agragas, perdere la Lega Pro, quindi sarebbe stato veramente grave averla. Senti, ecco, un cenno sulle strutture sportive, spesso c'è una carenza, molti amministratori si lamentano anche per via dei tagli che i comuni sono stati costretti a subire. Si chiede addirittura l'intervento delle squadre per migliorare gli stessi campi di calcio. Io penso che nel settore giovanile è veramente incredibile che i comuni pensino di sanare i bilanci con quelle piccole risorse che possono chiedere alle società. Io penso che il campo è una struttura pubblica fatta con i soldi pubblici e credo che vada come dire, utilizzato per quello sport, perché altrimenti perché si è fatto un campo di calcio? Quindi io penso che una squadra di calcio non debba pagare niente al comune per questo servizio sociale. Oltretutto, come dire, una squadra di calcio, come avevo detto prima, socializza, se volete lo sport per certi versi si sostituisce anche ai comuni laddove mancano elementi o strutture di socializzazione, quindi il campo è sicuramente un luogo dove la socializzazione avviene e dove può avvenire. È chiaro che le strutture nostre sono vecchie, le strutture nostre sono antiquate, spesso sono a rischio, anche pericolose. Ebbene, la Regione siciliana ha sbloccato finalmente 50 milioni di euro per fare 35 impianti sportivi, di questi 25 sono campi di calcio. Il CONI ha messo a disposizione, più che il CONI, lo Stato aveva messo a disposizione 100 milioni per realizzare nelle periferie degradate strutture sportive e sono stati spesi. Altri 100 ne sono stati messi dal credito sportivo a tasso zero e quindi i comuni potrebbero attingere diciamo, da questi fondi per fare. Io mi rendo conto che le risorse sono poche, sono pochissime, però io non penso che, come dire, spesso queste amministrazioni lì c'è una anche non governarle, perché se poche risorse ma governate bene io penso e credo che possano darsi risultati. Certo bisogna fare delle scelte, bisogna come dire, darsi delle priorità, per me che so la disabilità è una cosa estremamente importante in una società, nel comune. E io penso che la scuola, ad esempio, sia una cosa estremamente importante, garantire ad esempio le strutture nelle scuole e perché no il tempo prolungato quando è possibile. Il campo di calcio, sostenere una squadra che faccia però socializzazione e che non, se vuoi, che non fa business, ma che è legata alla passione, bene, io penso che sia anche questo una delle priorità che le amministrazioni debbono seguire. Io mi auguro che questo appello sia raccolto, perché vediamo amministrazioni talvolta insensibili o che veramente, io non penso che ricavare 5.000 euro per un anno, togliere 5.000 euro a queste società o 10.000 euro possano sanare i bilanci di un comune, io non credo che sia questo il livello. Bene, sosteniamole, perché una squadra di calcio vuol dire avere talvolta non solo i calciatori, ma avere tanti bambini che poi vanno il pomeriggio a giocare e a giocare sano e a educarsi in un campetto, in un campo come di calcio. manipolare maggiormente queste strutture, perché spesso anche sono pericolose, fatiscenti, sono pericolose e quindi io, questa è la pelle, talvolta bastano poche risorse, non c'è bisogno, ormai non abbiamo bisogno di fare cattedrali nel deserto, di fare tribune che non esistono, basta poche cose per poter fare. Ecco, giusto per chiudere questa nostra parentesi calcistica, poi magari parliamo di qualche altra cosa, come vede il futuro del calcio giovanile, insomma, dilettantistico? No, noi in siamo, Sicilia, io sono fiducioso, come vi dicevo, l'organico ad oggi il primo, quindi questo è il primo step, noi poi a fine mese
avremo la prima categoria e la C2 di calcio a 5, poi avremo la seconda e la terza. Io sono estremamente fiducioso, anche perché il presidente Sibilia, assieme a tutto il Consiglio nazionale, abbiamo deliberato ad esempio che da quest'anno le nuove società di terza categoria, le nuove società femminili, le nuove società che si iscrivono ad un campionato anche di calcio a 5, gli sono abbonate le iscrizioni, che non sono poca cosa. Se parliamo in un campionato di terza categoria parliamo di una somma vicina a 1.000 euro, così come anche alla fedeltà, alle società che hanno almeno 2 anni di fedeltà, saranno date, diciamo, un equivalente in materiale sportivo. Quindi ecco, si sta cercando di venire incontro. Io mi auguro che anche questo, che non è un contributo da poco, assieme al grande lavoro fatto dal presidente del CONI, dall'onorevole Sergio D'Antoni, del CONI regionale, dell'assessore Barbagallo, Antonio Barbagallo, assessore diciamo, allo sport della Regione Sicilia, assieme a Peppino Lupo, il vicepresidente della Regione, che hanno fatto sì che la Regione quest'anno raddoppiasse i contributi per le società, quindi mettere assieme le risorse per i campi, le risorse per i contributi, e questo nostro, diciamo, abbonare l'iscrizione per questi campionati minori. Bene, io mi auguro che possa invertire un trend, e quindi oggi abbiamo resistito, e mi auguro invece che da quest'anno ci possa essere, che so, un buon 10-15% in più di squadre, quindi in modo che la piramide si rafforzi nella base, per avere per essere più forte anche in alto. Bene, io mi auguro che questo avvenga, perché si sta lavorando in tal senso. Abbiamo abbassato le assicurazioni, e quindi anche questo viene incontro. Ecco, una serie di cose che col presidente Sibilia, ma col presidente D'Avecchio della Federazione Calcio, con tutto il sistema calcio, stiamo cercando di attuare, e io sono ben fiducioso in questo. Presidente, ecco, lei, ricordiamo che anche il dirigente scolastico del CIPIA, chiudiamo la parentesi del gioco calcio, ma una volta che è qui approfittiamo anche per parlare del suo impegno verso la scuola. Un CIPIA, una scuola, diciamo, un po' particolare. Che programmi avete? Noi siamo al secondo anno, perché i CIPIA, che sono i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nascono con l'anno 2015-2016, questo è che si avvia il nostro terzo anno scolastico. Noi abbiamo fatto dei passi importanti, non solo come CIPIA Agrigento, ma anche come CIPIA regionale. Abbiamo la nostra rete, ecco, dei 10 CIPIA regionali, ha fatto dei passi importanti, perché noi abbiamo iniziato proprio, come quando si suol dire, a iniziare dall'A a B, C, proprio perché eravamo senza sede, lo siamo tuttora, dobbiamo sempre essere ospitati in altri istituti scolastici. Ancora i comuni non hanno preso in carico questi istituti scolastici, perché anche noi abbiamo bisogno di banchi, di sedie, perché non è pensabile che, poiché si tratta di scuola destinata per gran parte agli extracomunitari, ma anche a comunitari e a italiani, perché noi facciamo sia alfabetizzazione, ma facciamo anche primo livello, quindi diciamo la vecchia scuola media. Bene, io non penso che si possa questi ragazzi metterli in ambienti dove le strutture non siano rispondenti a quello che è una normale struttura. Noi dobbiamo finirla con questa accoglienza di comodo che talvolta facciamo, questo buonismo per dire vabbè, questa cosa io non la metto, vediamo se c'è uno che se la mette. Noi dobbiamo capire che questo non è il sistema dell'accoglienza. Io capisco quando si dice ma noi non abbiamo i soldi per i tanti poveri nostri, però dobbiamo destinarla all'accoglienza. L'accoglienza è un'altra cosa, non c'entra, ci sono due problemi diversi. Lo Stato è chiaro che si deve far carico del cittadino italiano che non è in grado di arrivare alla fine del mese, o perché non lavora, o perché c'è una pensione bassa, e questo è un problema. Ma questo non può essere mischiato col problema dell'accoglienza, e specialmente noi siciliani che siamo stati accolti in tutto il mondo, portando fatti positivi e talvolta anche fatti negativi, così come avvengono le grandi migrazioni. Questa chiaramente è una grande migrazione, e io penso però che questa gente ognuno di loro ha lo stesso diritto che abbiamo noi di stare meglio. E così quando mio padre emigrò in Belgio per pochi mesi, ma l'aspirazione sua, o mio nonno andò in America, era quella di migliorare le condizioni sociali della famiglia, bene, io penso, e quindi a noi fu data una chance, io penso che anche a questi ragazzi, a queste persone deve essere data
una chance. Certo, le strategie non spetta a me dirle, io penso che chiaramente non tutti, come dire, gli uomini e le donne del mondo possono stare solo in una parte del mondo, quindi forse sarebbe giusto, come dire, che noi alcuni meccanismi di sviluppo, ecco, lo sviluppo sociale fosse portato anche in queste aree che depresse, quindi fossero, come dire, li aiutassimo a crescere loro nel proprio territorio, perché è chiaro che non si può pensare a un esodo di massa, ma non perché non lo si vuole, ma perché penso, come dicevo, che non ci siano gli spazi. Però, ecco, nel mentre facciamo accoglienza, noi dobbiamo finire di dire, vabbè, abbone dove sono. No, io penso che hanno diritto questi ragazzi ad acculturarsi, a rendere, quindi ad alzare il livello culturale, così come noi ci occupiamo di quelli che hanno abbandonato la scuola. Ecco, noi abbiamo avuto 12 LSU che non avevano la scuola media a Sciacca, hanno frequentato da noi, si sono presi la licenza media, perché quando il livello culturale di un popolo si innalza, certo, è il livello della società, è il livello dello Stato sociale di quello Stato che si innalza. Più basso è il livello culturale dello Stato, più basso è il livello culturale degli uomini dello Stato, delle persone di quello Stato, più basso è il livello culturale di uno Stato. Quindi questo lavoro che noi facciamo è un lavoro difficile, perché noi abbiamo a che fare con gente o che non vuole, ecco, che aveva abbandonato la scuola e quindi gli dobbiamo creare di nuovo la passione per la cultura, per apprendere, o di gente che porta con sé tanti problemi, perché questi ragazzi che vengono non possiamo considerarli alla stessa stregua dei ragazzi che stanno qui da noi, perché questi magari loro hanno un obiettivo di vita, hanno una loro idea di vita, spesso questi non distinguono la notte dal giorno perché sono sempre messi in carcere, sono sempre messi al buio, quindi vuol dire è gente che porta con sé tanti problemi, ancora più complessi di quelli che viviamo noi. Ecco allora che considerarli alla stessa stregua nostra non va bene, così come anche i processi culturali da cui loro vengono, le usanze, i loro costumi sono costumi diversi. Questo però non vuol dire che non debbono rispettare le regole e le leggi che ci sono nel nostro Stato, anzi questo è uno degli obiettivi nostri, perché l'educazione civica è nel programma di alfabetizzazione che questi ragazzi fanno, quindi per apprendere queste cose. Quindi lo Stato spende molto e io vedo che tanti ragazzi, come dire, ci ringraziano, riconoscono questo impegno dello Stato, riconoscono questo impegno dell'Italia, riconoscono questo impegno della Sicilia, che attraverso Lampedusa deve essere una porta aperta e non può essere una porta chiusa. Non si possono chiudere le porte alle persone. Io sono sempre stato, io fui assessore alle politiche sociali, lo dicevo quando nel lontano 2002-2003 avevo questo ruolo, in cui dicevo già allora che anche Lampedusa deve essere una porta aperta per accogliere tanta gente che vuole migliorare il percorso di vita. Certo, in mezzo a tutti questi ci possono essere anche come dire, dei fatti negativi, ma questo è insito, sta, come dire, a tutti cercare di isolarli. Non possiamo pensare che di 100.000 persone, non so quante che ne vengono ogni anno, ecco, siano tutte persone brave. Ce ne saranno anche alcuni, ma del resto anche noi abbiamo esportato nel mondo, come dire, tante cose che non andava esportata. Però io voglio dire, ecco, facciamola senza ipocrisia, non facciamo i buonismi di comodo. Ecco, questo non lo metto, vediamo se lo do a. No, io se non lo metto, non lo metto. Se voglio fare beneficenza, è giusto, o desidero intervenire, bene, interveniamo come è giusto intervenire, perché questi sono individui come lo sono io, come lo siamo tutti noi, e io penso che l'individuo non ha deciso lui dove nascere, non ha deciso se nascere in Sudafrica piuttosto che nascere in America, piuttosto che nascere in Sicilia o nascere a Grotte, così come non ha deciso come nascere, se avere un colore della pelle chiaro, se avere capelli biondi, se avere il colore della pelle scura, se avere qualche disabilità, non hanno deciso. Quindi semmai, ecco, questa gente che rispetto a noi può essere meno fortunata, allora, visto che noi siamo stati più fortunati, aiutiamoli. E io penso che in questo il CPIA svolge questo grande e importante ruolo, mentre prima lo Stato si occupava dell'educazione degli adulti ed erano i centri territoriali permanenti, con i CPIA lo Stato ha cambiato una lettera, cioè anziché parlare di EDA, educazione degli adulti, lo Stato oggi parla di IDA, istruzione degli adulti.
Dice, ma perché l'istruzione non è... No, l'istruzione contiene l'educazione, però mentre prima l'obiettivo era l'educazione, quindi è anche un'istruzione, ma si mirava di più, oggi lo Stato ha alzato la barra, vuole educarli e vuole istruirli. Del resto, questo vale non solo per i ragazzi extracomunitari, ma questo vale anche per noi. Più si conosce, più si hanno quindi conoscenze, più la persona è autonoma, è in grado di decidere. Più siamo in grado di decidere, più la persona è libera. La libertà sicuramente passa attraverso la conoscenza, attraverso l'acquisizione di conoscenze, quindi attraverso i processi culturali. E allora questi ragazzi noi glielo diciamo, ma questo vale anche per me. Più io conosco, più divento autonomo, più io sono libero. E la libertà non è una cosa scontata, non lo è anche per noi, la si può perdere con niente, perché perdere la libertà non vuol dire che c'è un colpo di Stato, perdere la libertà vuol dire che io domani non posso più avere questa cosa che oggi avevo, domani non posso avere quest'altra che oggi avevo. Ecco, allora lavoriamo tutti perché siamo sempre più liberi. Le iscrizioni, il reclutamento degli alunni come avviene solitamente? No, le iscrizioni noi abbiamo dei periodi per dare qualche informazione. Noi abbiamo dei periodi più ampi. Noi siamo presenti in 8 cosiddette sedi associate, siamo presenti a Sciacca, a Ribera, a Alessandria, a Cammarata, poi siamo presenti ad Agrigento, a Canegattia, a Favara e a Licata. Quindi in questi centri è possibile che chi si vuole alfabetizzare, gli extracomunitari, quindi o singoli o con le associazioni, diciamo, che hanno questi ragazzi, o chi volesse anche, diciamo, che non è anche una persona che vuole prendere la licenza media, sul lavoratore, la scuola dell'obbligo, si può recare in uno di questi centri dove noi siamo ubicati o venire ad Agrigento, alla sede centrale. Noi siamo di fronte al polo universitario dove c'è il geometra, il Brunelleschi, diciamo abbiamo una sede lì, la sede amministrativa. Bene, può venire, riempire un modulo e iscriversi normalmente. Poi la licenza media si acquisisce in un anno, l'alfabetizzazione, quindi il livello A2 di alfabetizzazione per gli extracomunitari in 200 ore che noi normalmente facciamo in 4 mesi. Ecco, le lezioni in che orario? Ci sono, per quanto riguarda, possono essere sia mattutine che pomeridiane, però questo dipende dagli spazi che noi abbiamo. È chiaro che laddove siamo ospiti di altre scuole, poiché di mattina sono impegnati con i percorsi di istruzione normale, dobbiamo orientarci di pomeriggio, solitamente dalle 16 alle 20 normalmente. Ad Agrigento, dove noi abbiamo una sede, diciamo, autonoma nostra, bene, lì noi possiamo anche fare abbiamo alcune classi che operano di mattina dalle 8, diciamo, alle 13 normalmente. Ecco, spesso voi abbiamo visto, vi abbiamo anche seguito, nei vostri progetti siete, diciamo, in contatto anche col Ministero degli Interni, no? Certo, principalmente col signor Prefetto, il dottore Diomede è una persona molto sensibile a questa problematica, ce lo siamo trovati vicini, ma io devo dire che non solo i docenti, ma io anche le associazioni, tutti questi ragazzi che lavorano e che spesso vi sono anche delle difficoltà, perché spesso le associazioni, come dire, riescono ad ottenere le risorse che gli competono con ritardo e spesso le associazioni non sono in grado di fronteggiare questi grandi ritardi, e quindi questi ritardi poi si tramutano, come dire, si ripercuotono anche sugli impiegati, su tanti su questi ragazzi. Io noto non, come dire, gente che ha un lavoro solo, ma noto gente che ha una grande passione, perché come dire, stare vicino a questi ragazzi, per poterli accudire, per potersi fare carico, per pigliarsi in carico questi ragazzi con tutti i problemi che hanno, io penso che non basti come dire, avere in mente di avere un'occupazione o un lavoro. Penso che ci voglia la passione unita al cuore, e questi due elementi io lo vedo nei miei docenti, lo vedo in queste associazioni, quindi negli interlocutori, o lo vedo anche nei responsabili delle associazioni. Vedo che non è un business, è un lavoro che vogliono fare, ma lo fanno però con grande passione e con grande cuore. Io questo devo dare merito, e il prefetto, che è l'elemento che unisce tutto questo, il dottore Diomede, è una persona che anche in questo mette molto del suo, mette molto, lo conosciamo, della grande sensibilità, della grande delicatezza della persona. Bene, la mette tutto in campo a che queste cose possano funzionare, che non è facile, non è ricordiamo scontato. Il progetto FAMI che avete avviato, proprio così, anche per fare un cenno magari a tanti che non lo conoscono. Questo è un progetto col Ministero degli Interni, è un progetto, come dire, di
arricchimento culturale, quindi noi abbiamo offerto ulteriori corsi di formazione, ma noi siamo presenti anche nelle sedi carcerarie, nelle 2 case circondariali di Agrigento e di Sciacca, abbiamo lì come dire, un numero importante di alunni che ci seguono e di docenti che lavorano là dentro. Noi stiamo facendo con la comunità Migrantes dal 21 di agosto al 9 di settembre, abbiamo messo a disposizione la scuola e quello che abbiamo per fare come dire, dei laboratori estivi per questi ragazzi, perché in estate, quando tutto si ferma, la scuola si ferma, questi ragazzi non trovano più l'impegno che dovevano trovare con la scuola. Anche nei carceri bisognerà lavorare perché anche l'estate sia impegnata, migliorare le biblioteche, migliorare le aule didattiche all'interno delle case circondariali, perché anche quei luoghi, che sono luoghi talvolta di emarginazione e di pensare che la gente che sta lì bene, anzi, bene, la gente che sta lì è gente che ha sbagliato, è gente che sta pagando, e però noi sappiamo che in Italia il carcere è rieducativo. Quando noi diciamo una parola dobbiamo credere a quello che diciamo, altrimenti diventa finzione, diventa ipocrisia, più che finzione diventa falsità, perché la finzione magari, come dire, in certe cose è possibile, però la falsità e l'ipocrisia io penso che illude la gente, allora noi non possiamo permettercelo. Lavoreremo anche per l'anno prossimo, perché all'interno delle case circondariali in estate ci possono essere dei laboratori didattici. I laboratori didattici per noi non sono laboratori solo di alfabetizzazione, noi faremo questi laboratori estivi che stiamo facendo, saranno dalle 16 alle 19 presso il Quasimodo, avremo 50 ragazzi, abbiamo la comunità Migrantes che sta mettendo a disposizione risorse e anche volontari, e faremo per 1 ora e mezza l'alfabetizzazione, o diciamo la 2 o B1 a secondo di qual è il livello di partenza di questi ragazzi, e per un'altra ora e mezza in queste 3 settimane faremo decoupage e manipolazione della carta, faremo fotografia, un laboratorio di fotografia, faremo un laboratorio informatica, quindi faremo 3 gruppi. C'è un collegamento anche con le associazioni di volontariato, terzo settore, chi si occupa insomma fattivamente anche dell'accoglienza delle persone meno ambienti? Non potrebbe essere diversamente, perché come dire, tutti agiamo per migliorare le condizioni sociali di chi sta ai margini della società. Noi lo facciamo in termini culturali, certo, e le altre comunità lo fanno anche di sostegno alle famiglie. Se noi pensiamo anche alla Fidapa, per dire, ha fatto un'aula dove accogliere i bambini piccoli, mentre c'è il momento quando si aspetta, ecco, andare a fare il colloquio all'interno del carcere, questi bambini, per alleviare, ecco, per evitare che questi bambini stiano così là dentro, si disperdano, bene, sono create queste aule dove poterli accogliere, aule gioco chiaramente, ecco. Io penso il terzo settore con noi è proprio, come dire, camminiamo in parallelo, per far sì che assieme possiamo formare la persona. Io dicevo, ma non tanto scherzando, che noi e la Caritas, mentre la Caritas si occupa dell'aspetto sociale della persona, noi ci occupiamo dell'aspetto culturale, bene, mettendo assieme, ma la Caritas intendo dire tutto il terzo settore, se così possiamo immaginare. Sì, la Chiesa, bene, messa assieme certo, questi due grossi filoni, ecco, lì c'è la formazione della persona umana ed è estremamente importante. Ecco, parliamo ora di politica. Gli ultimi minuti della nostra trasmissione, lei ricordiamo che è stato assessore, l'ha accennato poco fa, anche alla solidarietà sociale, è stato anche vicepresidente della provincia, queste province che all'inizio del mandato Crocetta erano state abolite, ora proprio qualche ora fa sono di nuovo riemerse, sono spuntate, insomma, riavremo le province. Può essere che ci risarà un impegno dell'ingegnere Lopresti, chissà, magari anche a una sua candidatura, insomma, un suo ricoinvolgimento in qualche modo alla politica attiva. Il fatto che siano tornate le province, io ritengo, e lo ritenevo allora e lo ritengo ora, che la provincia era un ente intermedio importante, aveva dei ruoli importanti. Abbiamo visto che dalla scomparsa delle province noi abbiamo avuto per 5 anni commissari che quindi hanno preso anche queste delle risorse e che però non hanno garantito niente se non gli stipendi, che è una cosa importante, garantire lo stipendio, stiamo attenti, e però sono mancati i punti di riferimento, è mancato tutti gli impegni che avevano
le province, i ruoli che gli erano stati assegnati di colpo li abbiamo visti persi, le scuole superiori cui compiti sono demandati alle province, non sappiamo più come fanno questi presidi a pagare le bollette. La bolletta è chiaro che non la posso pagare tasca mia perché la scuola è un ente pubblico, quindi è un luogo, diciamo, pubblico, ma anche la disabilità, le strade, cosa dire delle strade, insomma. Quindi io penso, semmai, noi dovevamo ripensare il ruolo delle province, cioè non era necessario che una provincia come Agrigento forse avesse 35 consiglieri, avesse 10 assessori, ecco, forse bisognava ripensare questo ruolo, perché l'ente in sé per sé mantiene. Io devo dire che lo ritenevo utile, lo ritengo oggi perché del resto questo mi è sembrato più tanto uno slogan e poi non so quanto era il risparmio che si facevano e se noi vediamo tutto quello che si è speso in tante cose che non servivano, bene, forse non era tanto le province che causavano tutto questo dispendio di risorse. Per quanto riguarda l'impegno politico, per me la politica è la risoluzione dei problemi della gente, non è, come dire, l'appartenenza obbligatoria ad un partito. Quindi io quando faccio il dirigente scolastico faccio un servizio perché sono un impiegato dello Stato, certo. Per me fare politica e dare soluzione ai problemi che si presentano, ai problemi che la gente ha. Quello dell'impegno diretto, diciamo come persona, non è una cosa, come dire, chi ha fatto politica, chi negli anni si è impegnato, poi il mio grande impegno, ti resta sempre dentro volere fare qualcosa come dire, virus, in prima persona. Insomma, no? E però questo non dipende, non è una cosa che dipende solo da te, devono esserci momenti, probabilmente, forse è giusto, ecco, che nel frattempo sono passati tanti anni, nel frattempo è giusto che ci sono tante nuove generazioni, perché no, l'impegno di tanti ragazzi, tante ragazze, tante donne, fermo restando però che non possiamo, no, io non voglio entrare nella polemica delicata, assolutamente no, però come dire, io vorrei che, come dire, che l'istituzione fosse guardata come punto di riferimento del rispetto delle regole. Certo. Non può essere l'istituzione come punto cui la regola deve valere a secondo di chi chiede una cosa. Per pochi, io penso che deve essere rispetto della regola, perché nel rispetto delle regole ci stiamo tutti e quindi c'è il rispetto di ognuno di noi e quindi ci sta la civiltà della gente, quindi questo è quello che io penso. Ecco, un cenno alle prossime elezioni regionali che coinvolgeranno tutti noi siciliani, stiamo vedendo un momento di grande dialogo, anche di confusione, insomma ancora gli schieramenti, i candidati, tranne qualche poca eccezione, insomma c'è questo lavorio da parte dei vari schieramenti, dei vari partiti politici per formare delle coalizioni diciamo in grado di poter vincere. La politica vincerà, risente, secondo lei, centrodestra, la politica risente, Grillini, che intanto io non so cosa voglia dire centrodestra, cosa voglia dire centrosinistra o cosa voglia dire Grillini, perché secondo me è solo una definizione, quindi non può essere, una volta ci si distingueva in programmi e quindi dire sinistra, dire destra, dire centro, estrema destra aveva un senso, cioè c'era dietro un'ideologia. Oggi mi pare che questa sia scomparsa, anche i movimenti come Grillini mi pare che ripresentiamo le stesse cose di 5 anni fa, quindi voglio dire, non lo so, io non è questo, non so chi vince, chi non vince, io dico solo che la politica ha perso, così come la società ha perso molti punti di riferimento, sia etici sia morali, ecco, quindi la politica non è che il riflesso del sociale e anche la politica vive questa, voglio usare Bauman, questa liquidità della società, sì. Cioè, quindi qua c'è un passaggio da uno schieramento a un altro che avviene dalla notte al giorno o dal giorno alla notte, quindi capisco che voglio dire non ha senso definire gli schieramenti e sembra che ormai ci sia più, come dire, una corsa a monetizzare il tutto è la fama, il denaro, quindi tutto è così, come dire, superficiale, che appena tu poi viene, che so, un colpo d'acqua, passi la spugna o passi uno strano, non resta più niente. Quindi io vorrei che, non dico si tornasse a quella politica per tornare a quel modo di fare politica, però che, come dire, ci distingue fossero onestamente su cosa io penso, che so degli extracomunitari e cosa gli altri pensano,
come io vorrei sviluppare economicamente o dare sostegno alle giovani generazioni, all'occupazione in Sicilia, e quindi che ci distinguiamo tra una e l'altra. Bene, io vorrei che si discutesse su questi temi, piuttosto se uno schieramento, se questo partito si schiera a destra o a sinistra, se il candidato è questo o non è quello. E poi penso che i candidati dovrebbero essere strumento della società, strumento attraverso cui con l'elezione del popolo gli dà fiducia per realizzare dei programmi. Noi abbiamo visto quello che è avvenuto all'Assemblea regionale siciliana, che in 2 ore si fanno diverse leggi, e però poi noi siamo stati settimane e settimane senza poter raggiungere il numero legale, quindi voglio dire, questo non è giusto, non è consentito. Ecco, io penso che la politica deve tornare a essere politica, cioè deve interpretare i bisogni della gente e li deve interpretare dai punti di vista di formazione che ognuno di noi ha. Bene, io vorrei che ci fosse un confronto, un dibattito, e che fosse incentrato su queste cose piuttosto che sul niente. Enunciare magari i principi generali che possono andare bene per tutti. Io ringrazio l'ingegnere Santino Lopresti, è stata una piacevole intervista, abbiamo parlato di tanti settori, ricordiamo che l'ingegnere Lopresti è presidente regionale della Lega Calcio Dilettanti, Federazione Italiana appunto Gioco Calcio, abbiamo parlato anche di istruzione, di scuola, in quanto l'ingegnere è anche dirigente scolastico del CIPIA, diciamo una scuola nuova, giovane, da 2 anni, diciamo già al 2° anno, ma abbiamo anche parlato un po' di politica con le province, avendo l'ingegnere Lopresti un'esperienza, diciamo, di qualche anno fa come assessore, anche come vicepresidente della provincia regionale di Agrigento. Ecco, lo ringraziamo ancora per aver accettato il nostro invito, noi continuiamo nel nostro lavoro informativo, ringrazio sempre i nostri telespettatori, ricordo sempre che TVA è visibile in tutta la Sicilia e Bassa Calabria sul canale 92 e in streaming sul sito televideagrigento.tv. Grazie, buonasera e buone ferie. Andrà in ferie, ingegnere? Non so se ci riuscirò, ma qualche giorno lo farò obbligatoriamente perché sono le festività di mezzo, certo. Però è difficile perché con le immissioni in ruolo che stanno avvenendo in questi giorni e quindi non lo so. Bene, buone ferie anche a chi va in ferie e buon ascolto con TVA. Grazie e buonasera. Grazie a te e buonasera.